Oggi c'è un'esercitazione estremamente complessa, inserita in un campo di esercitazioni stabilite dal Ministero dell'Interno, che ha deciso ormai da un paio di anni di potenziare la risposta del Corpo Nazionale e anche di tutte le componenti di protezione civile alle micro e macro emergenze. Galleria della superstrada pedemontana veneta, nel tratto ancora chiuso al traffico di Sant'Urbano di Montecchio Maggiore, in azione 31 vigili del fuoco per 45 unità di pronto intervento. Testata un'esercitazione complessa che ha richiesto l'apporto di più specialità del corpo. Allora, oggi abbiamo simulato un incidente stradale a seguito di un distacco roccioso provocato da un sisma. Abbiamo previsto che ci siano un camion alimentato a GNL. C'è una macchina coinvolta nel crollo del terriccio e un'altra vettura che è stata ritrovata. Obiettivo: misurare la reattività del dispositivo colonna mobile regionale nell'ambito delle grandi calamità. Una esercitazione a carattere nazionale in corso da settimane che in Veneto coinvolge 500 vigili del fuoco. Qui, oltre al reparto NBCR, sono intervenuti anche i cinofili nel recupero di eventuali vittime sepolte nelle auto dallo smottamento del terreno. Noi abbiamo voluto sì testare la risposta dei vigili del fuoco, che è una risposta regionale perché si tratta di un sisma, quindi una microemergenza, e quindi dobbiamo testare la risposta dei vigili del fuoco, ma anche il coordinamento con le altre componenti di protezione civile che necessariamente intervengono in questi scenari. Soprattutto nelle strade extraurbane principali, nelle autostrade, la velocità di intervento e il liberare, fra virgolette, il campo velocemente determinano delle maggiori condizioni di sicurezza per la fluidità veicolare e per il non verificarsi di ulteriori incidenti stradali. È stata dura, ma siamo formati anche per questo. Un appello alle persone che vi guardano, ecco, per darvi una mano, in che modo potrebbe... Ma l'importante è che quando ci sono delle calamità non intralcino i soccorsi, quello è fondamentale. E poi soprattutto lasciano libero anche le linee telefoniche perché sono fondamentali le trasmissioni in calamità.